3, 2. Mandi a Duccio Mandi. da Interisma Furlans. Io sono Angelo. Ciao, io sono Alessandro. E Manfred non è con noi, il nostro cicerone online non è con noi, perché alla si cazzo, insomma. Ma in un Esatto. beccarista qualche short. Noi siamo qui per fare una chiacchierata veloce dalla partita contro il Monza, pardon, scusa, sei fonduto, scusai, dalla partita contro il Genoa. Che io simpatizzai un po' per il Genoa, si chiama Fradica la Genoa, e che secondo Beh, me, cioè, la butti lì, a meritava di pareggiare. Il Genoa meritava di pareggiare, non la meritava di vinci, e secondo me i rigor hanno aveva di sei dati. I partiti subito con tutte le polemiche, Santin, sfoghiti. no, è vero. Secondo me non meritavano di pareggiare, cioè meritavano di vincere lo stesso, però comunque perché alla fine hanno fatto un tiro in porta, quindi non è che tu puoi pretendere non è che tu puoi pretendere il pareggio perché non ti fai fa 4 gol all'Inter, cioè non è come non stai esagerando, No, cioè. dici che non meritava di vincere, Ma perché io comunque ho detto il print team l'Inter ha giocato, secondo me ha giocato bene. Comunque l'arbitro molto scarso perché l'ha fatta anche alla data dalle ammunizioni imbarazzanti che secondo me un po' che anche condizionati la partita. E il rigore, come ti ho detto tu, insomma, non sei in Juventini, sono milanese, candidato a per forza, al non le è, quindi è finito. Dopo anche chiamato al esatto. VAR, eccetera. Sinceramente non se ne gli può cercare la data. Non si capisce se era il gioco pericoloso, No, io penso che non avevi fatto sai. il discorso lì, cioè un'entrata comunque a onda violente. Il punto è che ha dato il balloon, quindi cioè, io non ho capito se l'ha chiappato prima Barella e dopo il balloon. Onestamente, dopo tu fai lei la stampa e tu le nome cragne perché è Beh, un da difficile lì? valutare chiaramente tali picciulecci, però se io voglio di che robe lì al VAR, io non do i rigori. No. Se i due rigori e niente ti butta fuori il giocatore, cioè ti butta No, no, fuori. boh, non è rigore, finì. Dopo che comunque l'Inter aveva giocato una bella partita, soprattutto il primo tempo mi è piaciuto, il secondo tempo un po' no, perché i cambi come chi è iscritto anche sulla chat, eccetera, anche hanno un po' condizionato la partita, perché secondo me la differenza principale di K3D era Dumfries, no? Cioè era lui che faceva veramente la differenza sugli altri, secondo me l'ha cambiato perché era stato ammonito di una munizione inutile dal mio punto di vista, un po' con Darmian, sono cambiati, loro hanno fatto. È stato bravo Gilardino, cioè, al dimostra di essere un buon allenatore perché l'ha cambiato modulo dal 3-5-2 alle passate praticamente da un 3-4-3, quindi l'ha provata a attaccare in tutte le maniere, se ci ha messo in difficoltà. Dopo, secondo me, l'inserimento di Acerbi l'ha incrementato anche in modi poi questo problema, perché si mette massa in difesa e quindi non arrivava in poi a sviluppare il gioco. Dopo a centrocampo ieri in Strax non l'ha cambiato nessuno a centrocampo, quindi Aslani l'ha fatto 3 partite di seguito, quindi ovviamente gli ultimi 20 minuti era veramente quello. E Mkhitaryan, come io dolce chi volevi, però secondo me ha bisogno veramente di stare in panchina. Cioè ha un periodo dove non sta facendo grandi robe, se va in campo, fa il so, però non. Invece a centrocampo Barella, bravissimo, ieri ha fatto una partita sontuose, secondo me. Sì. Ben anche gli attaccanti, Sanchez mi è piaciuto, anche se con Lautaro un po' che che sono due giocatori che vanno simili, quindi un po' che si pestavano i pace, però nel complesso comunque l'Inter ha meritato dal mio punto di vista di vincere, perché comunque io dentro anche le statistiche, insomma, il Ballone lo vince praticamente sempre no, le azioni se non ricordi male erano comunque per ore le più importanti degli Woodies no, quindi insomma, rigore o no, probabilmente avresti No, vinto lo a stesso. me mi è preoccupato un po' che il fatto che comunque ha dato tanto l'Inter da queste partite, era in due stracci alla fine. Carlos Augusto era a tox, a un certo punto quando lui chiappava sulla fascia sinistra, sul finale, lui riesce proprio dall'area in aria, in muel proprio. Sì, No, mi preoccupa un po' che io mi aspettavo un turnover un po' più azzardato, anche in virtù del fatto che vinc il Bologna e l'Atletico. sì,
Quindi Sì. dopo, io sai che farà contro il Bologna, ma non è che mi aspetti un turnover massiccio contro il Bologna. Spero che lo faccia per far riposare con quello di riposare, e piuttosto Pierdinle, non lo sai, perché a questo punto, viene poi 15. Spero che lo faccia che ragionamento lì, per arrivare proprio freschi all'appuntamento, che secondo me al momento è il più importante della stagione. Tu ci hai votato tutti Sì. la storia del turnover, cioè, vorresti avuto gusto di io di qualche dubbio in No, cui... boh, ormai anche criticare Inzaghi mi sembra un po' come... No, 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 Alla no. sempre ragione lui, quindi va bene. Sì. Però no, Alla regione fin che non va fuori dalla Champions per me. sì, cioè, no, ti sta a dire che il scudetto è tanto importante, quindi sta facendo bene. E dopo nel gioco, come che avete chiesto 3 volte, a me il classico di che ore e mezzo, perché le bielio di gioco di ballone. Anche se io ho come i Prince 10 minuti dalla lascia, mi è piaciuto come ha giocato. Buono sai scaffare, però io ho i Prince 10 minuti a giocare bene, molto propositivo in attacco. Stava mettendo in difficoltà i Bayern. Dopo, come, sinceramente, non vorrei sbagliare di portare sfighe, ma comunque no, secondo me ha fatto bene, anzi, ha fatto giocare più titolari, in modo che come la prossima partita sabide hanno di giocare due più, cioè hanno di giocare nessuno dai titolari dal mio punto di vista, cioè di giocare proprio 11 giocatori, tipo la partita che avevamo fatto con la Benfica o con la Real Sociedad. No, con la Sociedad, sì. No, con Qualche... Benfica, No, in con Benfica, Champions, qualche si nasce avendo 3-0, sì. giocato praticamente 11, ecco, là di fa la stessa partita. Sì, sì, Non sì. è detto che perdere, perché comunque il Bologna, secondo me, è una squadra molto sopravvalutata e secondo me che a Bergamo ha vinto grazie alla stanchezza dall'Atalanta che ha tenuto il primo team, dopodiché è praticamente crollato a causa di un rigore all'inizio. Però. Però boh, sta Quindi facendo, anche cioè, giocare quarsi in secondo me con il campionato, sai, secondo... tante robe, Quarsi in Eh? campionato, sai, tante robe per un Bologna. Sì, sì, boh, sinceramente una squadra lì che io ho avuto a Udin non sai come che possa essere così tanto buono, comunque vabbè, bisogna rendersi conto dal campionato, va bene, ci sta. Quindi dal mio punto di vista, vabbè, bisogna fare dei cambi, beh, tanti, a rischio anche di perdere qualche punto, anche se, vabbè, non giudicherei. Perché la partita con l'Atletico è fondamentale, quindi bisogna Esatto. a non perdi, ecco. Ma di tu che giochi a Slani? Qui sa. Sì, può darsi. Contro l'Atletico, intendo. No, con l'Atletico, se lei Cialanoglu dice che là al 60-70% già Cialanoglu. Ok. Anzi, Ok. secondo me, col Bologna gli farei partire Aslani, Sì, 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 dopo è sicuro. prima mezz'ora mettere Cialanoglu in modo di dare un po' di minus prima della partita con l'Atletico. Comunque, insomma, si vede di Inzaghi, perché Inzaghi sta facendo benissimo, Assolutamente. è bravo. E, per come, insomma, le robe si stanno là bene. Ok, ora la crescita di Inzaghi sì, chiaramente è indiscutibile, ma la crescita di Aslani è stata lenta, ma con un pui minutaggio dall'anno passato sugli gambi si comincia a sentire convincente. Finalmente ha segnato un gol che secondo me Verissimo. aiuta tanto il morale, la psicologia di un giocatore, anche da un ruolo soprattutto, da un ruolo così importante come che le sono. Sì, hanno le Cialanoglu, ma Cialanoglu è un median talmente insolito, sì, che è una nemesi quasi di un median, no? È un che filtra ballons che organizza il gioco, vuol dire. Mentre c'è con i plastica di Aslani, è che sì, assomma Fili Brozovic, sarà che è dall'Est Europa anche lui, però mi pare che comunque Alk, cioè sta imparando anche dalle fasi di gioco di Cialanoglu, quindi sei un po' più propositivo, fasi di più in davanti e filtrare, verticalizzare un po' di balis. Quindi spero che cresca anche mo velocemente, così non vi proprio al massimo per il prossimo anno, non sarebbe male. Vedo i mediani di che livelli. Tu c'è dito Sì, sì, anche secondo me l'unico problema di Aslani è che in fase difensiva è un po', anzi, ma è molto scarso. Quindi tenerlo davanti alla difesa può essere un problema. Quindi dal mio punto di vista, vorrei di giocare magari
si giocassero a 4 a centrocampo, magari con un rombo, allora sarebbe Mm. perfetto. Cioè, il Devant. Oppure al posto di Mkhitaryan, c'è da senso come sostituto di Mkhitaryan. Da senso, Ma Barella, la coppia scegli, titolare, scegli. Barella Mkhitaryan e la coppia di riservis, Frattesi Aslani. Ah, boh, certo, però anche secondo me, boh, forse mie gialle dall'Inter, perché l'Inter chi, che comunque anche le mie gialle si aggiungono di physic, perché Barella comunque è un giocatore, comunque oltre a tecnico, ma anche fisico, eccetera, non sai. Lui adesso invece più in davanti, gioca proprio come faceva in median sales, quindi lavoro dalle ponti eventualmente. Secondo me che era il suo ruolo principale, però lì al post Cresci però ovviamente la di migliorare sulla fase difensiva, perché così, soprattutto anche ieri ha perduto un par di balloni che si poteva che pagare. Sì, sì, sì. Vabbè, Alle giovani, si Dio farà, di, Dio di, il Dio di. campione si farà. Lui pensi che il Podin sarà chi facendo un augurio ai nostri amici dalla Lazio, che Sì, sono andiamo su 0-0, spero che la boh, porti in boh, chiesa se bene, bene. arrivi a passare contro il Bayern e tante robe. Bayern un Ma po' in sperin, crisi, sperin, perché comunque, come che si diceva anche che altre di, il discorso del ranking, eccetera, vuol dire che come le squadre italiane si scominciano un po' a essere un po' più temuti rispetto a qualche anno fa. certo. Anche secondo me grazie al gioco di Inzaghi che è un po' più propositivo rispetto alla gran parte delle squadre fino a qualche team fa, insomma. Credo che si puntava forse più alla difesa che non all'attacco. Secondo me Inzaghi sta un po' Dante alla faccia di che caldiscano le un che cambia il gioco, però secondo me sta cambiando tanto il modo di interpretare il gioco in Italia, quindi è un precursore. Ah, boh, quello sono stato. Anche in Inghilterra ti dice la stampa e la televisione all'Usanè. Certo, È venuta la luce l'anno passato per il motivo dicono che si è arrivati in finale comunque appunto è una squadra inglese quindi ha avuto questa visibilità da quel paese ma chi sta a cercare veramente non dico una rivoluzione ma di un gioco che è cioè, cambiato. veramente bien veloce cioè la nome qualità positive Sì. Alle BL perché che comunque tutti gli altri sono squadre propositive, quindi attend molto line devant, ok? Indipendentemente dal ruolo, no? Quindi io posso avere, non sai, il braccetto che va a farmi l'attaccante, però l'importante è che magari la mia giare a cuviergi che è la mancanza di quel giocatore lì, no? Oppure la ponte a venire incontri e entra il centrocampista. Cioè, è un movimento all'interno del campo dove si va a coprire gli spazi lasciati magari da un altro giocatore indipendentemente dal ruolo e questo crea grandissimi problemi soprattutto alle squadre che magari ha marking a zone, no? sì, sì, sì. Quindi cioè, bisogna tornare un po', infatti lì trova un po' in crisi anche magari a Veni Marcas a home come che l'ha fatto un po' anche ieri dal primo tempo Sì, sì. il E quel tipo Genoa. di giochia ti permette anche di sviluppare delle abilità, stai giocatori che rendono sì che diventi poi tutti, se scappano in gioco poi eroi. Sì, Infatti, tanti giocatori scappano che si intercambiano. Partiti, però ma l'ha provato contro la Salernitana, mi pare, ha provato Barella come vediamo, se non ricordi male. sì, Sì, e vuol dire, Augusto a posso fare due tre eroi, ruolos, tre eroi, Darmian a posso fare tre eroi, cioè, sono due più io manco però intercambiabili. bisogna dire una roba che non va bene per tutti i giocatori. Cioè, mi vuoi dire, è un gioco che non va bene per tutti i giocatori, nel senso che è migliore avere tanti skills, ok? Cioè tante abilità, no? E si porta a una. Cioè, non so se... Sì, sì, sì. eh, cioè, dunque, magari il campione da un gioco così non, la difficoltà ti emerge. Ok, a meno che non giochi di tanto. Come... Ma sai che boh, la grandezza anche di Inzaghi è stata finalmente lasciare fare Lautaro la prima ponte, cioè che Sì, il suo istinto omicida sul quarto.
secondo me è stato importantissimo anche il fatto, lui alterna ogni tanto, No, ma ma pensi i con fan Conte, con partiti, ma Spalletti, sai, al veve di tornare ogni azione, cioè era sprecato per me. ma facciamo un esempio, Vinicius, no? Ah, è difficile di inserire. Ah, ok, sì, sì, sì. Vabbè, boh, ma ti sei dato. Leao, Leao, è difficile di inserire. Le auto di Tignissal. No, ma è Pardetti, no? Cioè No, no, hai sono capito, hai che capito. ha la skill diversi, Certo, che certo, però tal gioco che le fuori, però certo. tal gioco, dal nostro gioco probabilmente non le dite che va di bene. Quindi il gioco dall'Inter è più di gregare, cioè è più di un giocatore che ha multi-skill, cioè che può giocare in difesa, può giocare in centrocampo, cioè che non ha, ad esempio, a me mi piace anche il giocatore dal Monza, il centrocampista dal Monza, Colpani. ecco, che lì è arrivato il giocatore di Inter. Ah, ma io lo adoro. Colpani, credo di Eh, veloce. sì, esattamente, Cazzo, lui. è E lì è un fortissimo lui. giocatore di Inter, che Mm. lì comunque ha all'interno del nostro modo di giocare, che lì essere perfetto. Ok? Quindi sono che i giocatori. O, ad esempio, non sai, anche un Felipe Anderson, ad esempio, non giocherei ben, magari come che gioca ben, mio Lazio, o come sto dicendo, o anche Milinkovic Savic, ad esempio. Non le dite che giochi ben come che gioca magari è Però un io italiano. penso che il gruppo e la spieta anche di allenamento, tecnico, di creatività all'interno dell'ambiente Inter in questo periodo, ha poi fa sì che Cialanoglu diventa un mediano. Quindi, cioè, qualsiasi, cioè, un che arriva al crash sicuro, no? Il discorso che fa Sadani, partiti, no? La rosa della Juve che è crollata in valore e la rosa dall'Inter invece che si è alzata dal valore. Perché questo? Perché comunque, cazzo, si sono ipervalutati, poi sono fatto dubbio, cazzo, tu Esatto. metti a Cerbi, diventa un campione anche a Cerbi, e a questo punto, cioè... Tipo di una giocare anche io e te. Se gioca a Cervi, può Secondo me dire fa giocare anche io e te. favelli, zio. Buono, dai. E Mi siamo qui, raccomandi, ehm, fracca il pulsante, disi par Angelo. placer. E se qua che sia 50 così di diretti, un like, Ecco, un pulsante, subscribe, un commento se volete, mandai anche a cagare. Viva certo, l'Inter e anche. forza Friuli. Assolutamente sì. Ciao, Mandi, ciao. ciao.